Sì, se a mi telefoni e mi dicono che sono di une aziende o dalla polizia e in nasi une truffe, un rispondo che le clami io, la polizia. È presentato questa mattina in questura un progetto particolare che tutela gli anziani attraverso la loro lingua dalle truffe, insomma, da quelli che possono essere i raggiri in collaborazione con Arlef. Sì, un progetto di sensibilizzazione nato proprio dall'incontro con l'Agenzia regionale per la lingua friulana e dalla volontà di entrambi di arrivare al cuore e alla testa delle persone anziane, ma anche di quelle giovani, perché sono messaggi che possono interessare qualsiasi età. Tendono a rendere consapevoli, a informare tutte le persone dei rischi di alcuni rischi che si corrono e mettere ognuno in grado di autoproteggersi per evitare le insidie più frequenti. Se vi e-mail a mi domandi in das fiscai o banchiaris, io non viers nuie. I si è ridotto e i buttite scovacis. No al computer, basta la mail. Noi andiamo a intervenire nell'unico modo possibile probabilmente per prevenire determinati tipi di reati, in particolare truffe informatiche, su una popolazione in un territorio dove questo tipo di reati purtroppo, anche a causa del sempre maggior utilizzo degli strumenti informatici, è in aumento. L'unico modo è fare cultura e per fare cultura bisogna arrivare a casa delle persone. Come meglio arrivarci che utilizzando la lingua che in quelle case si parla. In Friuli si parla il friulano, le istituzioni devono avvicinarsi sempre di più lanciando pochi segnali ben precisi per dare quegli strumenti necessari alle persone per tutelarsi e quindi evitare di cadere in quelle trappole. Suoning alla porta e a chi non conosce io rispondo chi non so in chiesa. Questi video verranno veicolati tramite chiaramente canali televisivi che sono sicuramente indispensabili, ma gireranno anche sui social network e potranno essere veicolati anche con sistemi peer-to-peer tipo WhatsApp, che è stato utilizzato parecchio, abbiamo visto, dalle fasce di età anche abbastanza anziane durante la pandemia, quindi è facilmente scambiabile, ma soprattutto sono video abbastanza corti, quindi non sono impegnativi e catturano l'attenzione dello spettatore, che sappiamo insomma avere delle necessità di comunicazione abbastanza stringenti, ma soprattutto molto chiare, e chi avvenga pont importante la lingua furlana proprio perché è clara, è diretta, è inequivocabile. Io quando faccio un bancomat mi chiamo sempre alle spalle a controllare che qualcuno non mi spia il PIN. E con Catine, che è una delle protagoniste di questi video, vediamo quali sono gli attori che hanno partecipato a questi brevi filmati. Allora Claudio Moretti, Fabiano Fantini ed Elvio Scruzzi. Insieme a loro è stato bellissimo, è stato anche divertente girare queste cose. Spero veramente che servano, che arrivino proprio, che raggiungano lo scopo di mettere un po' un freno a queste truffe che adesso sono, ma di tutto e di più. Loro hanno tanta fantasia per truffare, non solo gli anziani ma anche noi, anch'io ho subito un furto. E così abbiamo unito il divertimento, l'utile al dilettevole, ed è venuto fuori un bel lavoro. Se tu hai dubbi, Sospies. Ho bisogno di assistenze? Clama il 112. clame, Senza paura. Se tu ti senti in pericolo o tu hai un problema, clama la Polizia di Stato al numero 112. Campagne informative promovute dalla Polizia di Stato, Questure di Udin, e dall'Arlef, Agenzia regionale per lingue furlane.